Buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta in questo sabato di luglio pieno, davvero ricco di cronaca, un po' da tutte le province perché malgrado l'estate davvero la cronaca non finisce di inanellare casi sconcertanti, sconvolgenti. Allora per quanto riguarda naturalmente la Marca Trevigiana e il Veneziano torneremo sulla vicenda di Alex Marangon, il giovane barman di Marcon, provincia di Venezia, ma siamo ai confini con la Marca Trevigiana, morto a Vidor cadendo nel Piave, ma dall'autopsia eseguita ieri dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto viene fuori che in realtà il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente più volte. Bisognerà naturalmente accertare se davvero si sia trattato di un delitto o se questi colpi alla testa siano stati provocati dalla caduta comunque da un'altezza di 10 metri nel fiume. Allora a Marcon vedo collegato in diretta il nostro Christian Arboit che ha provato a sentire naturalmente la famiglia su questa nuova ipotesi di omicidio, famiglia che da subito si era detta fermamente convinta che il ragazzo non si fosse tolto la vita appunto volontariamente. Christian, a te con Tommaso Migot in diretta da Marcon. Buongiorno da Verolina, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Infatti i genitori per una settimana non si sono mai arresi e hanno chiesto fin dall'inizio chiarezza. Lo avevano fatto anche nella giornata di martedì attraverso i nostri microfoni intervistati da Daniela Sizzia. Oggi sono chiusi ovviamente nel loro dolore, un dolore che in qualche maniera forse si è dopo la giornata di ieri, dopo l'esito shock dell'autopsia, è diventato forse ancora più profondo. Perché? Perché chiaramente questa autopsia effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto apre 1000 scenari. Poco fa abbiamo parlato con il papà Luca al citofono, che è stato estremamente cortese e ci ha rimandato l'avvocato Stefano Tigani, che sta seguendo per l'appunto la famiglia in questi giorni delicatissimi. Sentiremo a breve anche Tigani, ma se sei d'accordo Lina ti faccio sentire il servizio realizzato da Daniela Sizzia che fa il punto di questa autopsia effettuata nel primo pomeriggio di ieri. Partiamo da qui. Una gravissima lesione alla testa che ha portato al parziale sfondamento del cranio e poi numerose ferite al torace. Quando Alex Marangon è caduto in acqua era ancora vivo. Sono i primi risultati dell'esame autoptico svolto dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. Il giovane 25enne di Marcon non si è suicidato. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Le ferite alla testa sono compatibili con un corpo contundente, ma soprattutto quelle più gravi non sono derivate dal trascinamento del corpo nel Piave, talmente profonde le ferite che il ragazzo sarebbe morto anche senza l'annegamento, probabilmente arrivato alla fine. Effettuate anche tutti gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se il giovane, come sembra, fosse sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Due le piste sulle quali gli inquirenti si stanno muovendo, quella di una collisione con un'altra persona oppure che sia caduto da un'altezza tale da provocare gravissime lesioni. Nessuna ipotesi viene scartata, ma il risultato di questa autopsia apre scenari più inquietanti. Alex Marangon era arrivato a Vidor all'abbazia sabato, dove doveva partecipare a questo evento con riti sciamanici. Qui potrebbero, ma davvero è tutto da accertare, aver bevuto tisane a base di pianta, tra cui l'ayahuasca. Non solo, ma potrebbero aver effettuato anche il rito del Cambò, che prevede l'assorbimento di sostanze derivanti da una rana amazzonica. Si tratterebbe di una cerimonia che dà effetti psicotropi e allucinogeni. Questo spiegherebbe il comportamento del 25enne che alle 3 del mattino è uscito correndo e gridando. Dalle prime testimonianze sarebbe emerso che qualcuno potrebbe averlo inseguito. Poi tutto si avvolge nel mistero. I carabinieri continuano gli accertamenti e le indagini. In procura è stato aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Se venissero dimostrate delle responsabilità, il capo di accusa cambierebbe.
Questi quindi i risultati di un'autopsia, di un esame che abbiamo definito a buona ragione shock, perché apre, come dicevamo prima, Lina, infiniti scenari. Tra l'altro questa mattina abbiamo parlato anche con diversi vicini di casa del povero Alex, tutti lo ricordano allegro, solare, pieno di vita e tutti si associano all'appello della famiglia, chiedono chiarezza, chiedono giustizia, chiedono che non si lasci nulla di intentato per fare luce sugli ultimi minuti vissuti nella notte tra sabato e domenica all'abbazia di Santa Bona a Vidor da parte appunto del povero Alex. Mi avvicino, signore, non so se volete appunto parlare, siamo in diretta su Antenna 3, ci stiamo occupando della vicenda di Alex Marangon. Tutti qui in paese stanno chiedendo chiarezza su questo fatto. No, assolutamente, neanche mai visto. Però è una vicenda abbastanza inquietante. No? Quello senz'altro, manco sapere la verità, come che è andata a finire, insomma. Però non avevo idea, insomma, di cosa che è successo. Diciamo che è avvolto nel mistero e voi chiedete quindi appunto la verità. Certo, quello senz'altro. Sì. Almeno sapere. Quello. Dopo sa, i suoi genitori e quindi è giusto che appare chi sappia cosa che è successo, insomma. Grazie signori, grazie, davvero gentilissimi, ed è un po' quello che tutti chiedono qui a Marcon, per l'appunto chiarezza, sia chi aveva conoscenza diretta di Alex, questa sera sentirete diverse testimonianze, una vicina di casa in particolare che l'ha visto crescere, dice era un ragazzo davvero buono, splendido. Abbiamo intervistato anche un'amica, una conoscente della mamma Sabrina, che in questi giorni chiaramente è stravolta, e quindi insomma una vicenda che deve essere ricostruita nella sua interezza. Ma io ti lascio Lina con un contributo di Alto Adige TV, un'emittente altoatesina che nelle settimane scorse aveva intervistato casualmente Alex Marangon, che appunto di lavoro faceva il barista ed esercitava la sua professione al lago di Caldaro in provincia di Bolzano. Era pronto, entusiasta, lo si vede anche dalle immagini, lo vedrai appunto da questa intervista, da questi brevi passaggi concessi per l'appunto ad Alto Adige TV. E con questa intervista con Tommaso Migot da Marcon ti restituisco la linea. Si sta molto bene, c'è un bel clima, la gente inizia a arrivare a Fiumi e dai, ci si diverte in compagnia. Alex Marangon lavorava in questo bar al lago di Caldaro, disponibile solare, non si tira indietro quando vede il microfono dell'emittente Alto Adige TV, ma sorride e risponde con simpatia. Gli occhi gli brillano, tanti sogni nel cassetto, come tutti i ragazzi di 25 anni. Gli piaceva parlare e stare in compagnia, un giovane pieno di vita, come lo hanno sempre descritto i familiari. Questa intervista è stata fatta all'inizio della stagione turistica parlando dell'affluenza e delle prospettive per l'estate. Ci avviamo ad essere belli pieni, c'è già gente appunto in pontile a prendere il sole. La famiglia non riesce a darsi pace, vuole capire perché e come sia potuta accadere una tragedia simile ad un ragazzo che amava la vita e forse voleva provare un'esperienza diversa, forse voleva capire o conoscere meglio se stesso, forse perché quello che è accaduto a quell'evento nell'abbazia di Vidor, intriso di cultura amazzonica e riti sciamanici, nessuno potrà saperlo fino in fondo. Alex è arrivato con qualche conoscente ed ha chiesto subito la strada per poter andare a fare un bagno nel Piave, con quel sorriso che contagiava tutti. Poi la cronaca di quei terribili momenti che ora lasciano spazio solo al dolore. La notizia della tragedia ha raggiunto subito il bar, attoniti i colleghi e gli amici, impietriti di fronte ad un dramma che ha ancora troppi misteri. Ed è ancora avvolto nel mistero l'altro caso shock di questa settimana nella Marca trevigiana, il delitto di Vincenza Saracino, cinquantenne, trovata morta con 2 tagli, uno alla mandibola, l'altro alla gola, poco distante dalla sua abitazione. Siamo
nella zona di Canizzano, di fatto al confine con Preganziol e Zero Branco. Allora, oggi è prevista l'autopsia sul corpo della donna affidata alla medicina legale di Padova. Si indaga naturalmente sulla cerchia di amici e conoscenti, compresi i clienti abituali dei sexy shop di Preganziol che gestiva Vincenza. Non si esclude anche il movente passionale. Vengono subito da noi. Una piantina di fiori gialli all'esterno del capannone dell'orrore è quella portata da alcune amiche di Vincenza Saracino in via Malaviste a Canizzano, a pochi metri dal luogo di ritrovamento del cadavere della donna, tra l'erba alta e i rifiuti di quest'area degradata, un'ex officina abbandonata da più di 20 anni. Adagiata a terra, la donna era vestita con gli abiti che indossava al momento della scomparsa, martedì pomeriggio. Nelle prossime ore sul corpo della cinquantenne trevigiana, originaria di Molfetta, sarà effettuata l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale di Padova da parte del professor Claudio Terranova. Se non ci sono dubbi sui 2 fendenti al collo e alla mascella, resta da chiarire se Vincenza sia stata trascinata in questo capannone diroccato contro la sua volontà o se avesse un appuntamento. Una pista quest'ultima che gli inquirenti stanno approfondendo sia con l'aiuto delle telecamere disseminate nell'area, sia attraverso la rubrica e la messaggistica del cellulare recuperato tra gli effetti personali nel teatro della mattanza. Rilievi sono in corso anche sulla bicicletta rinvenuta in un cespuglio a ridosso della stradina che porta il capannone a pochi centinaia di metri dall'abitazione della donna. Difficile essere trasportati in pieno giorno in un luogo del genere. In via Malaviste ci sono anche delle ville e delle case a schiera di pregio dotate di videosorveglianza. La strada, per quanto secondaria, è attraversata dalle auto, spesso usata come scorciatoia. La sera del rinvenimento del cadavere nessuno tra i residenti ha riferito di aver sentito rumori o urla nelle precedenti 24 ore. Ha visto l'arrivo dei carabinieri e basta? Sì, mi hanno solo domandato se avevo sentito qualcosa stanotte. E lei ha sentito qualcosa? Niente, da ieri pomeriggio a oggi niente. Insomma, forse Vincenza è arrivata qui in maniera autonoma e consapevole, trovando quello che poi si è rivelato essere il suo killer. Anche per questo si indaga sulla rete di relazioni della donna, compresi i clienti abitudinari del sexy shop di Preganziol, gestito dal marito e dove lavorava da tanti anni, facendo il tragitto casa-lavoro sempre in sella alla sua bici elettrica e sempre con gli stessi orari e con gli stessi piccoli riti della quotidianità. Il pacchetto di sigarette, il caffè al bar, la spesa lì per Lando, le cui telecamere potrebbero fornire dettagli ulteriori. Magari la donna ha avuto un contatto con il suo carnefice già tra gli scaffali del supermarket, anche solo un saluto o un cenno. Non si esclude che il killer abbia poi seguito Vincenza lungo il percorso tra le campagne che da Preganziol portano verso Canizzano, attraversando l'abitato di 7 comuni. Sullo sfondo quindi potrebbe esserci un movente di natura passionale, uno spasimante non corrisposto, una richiesta di chiarimento, un semplice incontro poi divenuto un incubo. L'autopsia stabilirà se sul corpo della donna ci siano ulteriori segni di violenza meno visibili o di natura sessuale e se la morte sia sopraggiunta per dissanguamento o soffocamento. Di certo una fine atroce ancora avvolta dal mistero. Al setaccio degli inquirenti anche le telecamere pubbliche del comune di Preganziol, una vicenda che sconvolge e ci auguriamo si faccia luce al più presto, ha affermato la sindaca Elena Stocco. Vincenza era conosciuta, aveva l'attività lavorativa e anche i passaggi effettuati all'interno del territorio, esercizi commerciali, ne facevano appunto una persona conosciuta e quindi è chiaro che la tragicità della notizia ha colpito davvero tutti noi. Sicuramente la nostra comunità è rimasta sconvolta appunto per questa tragica notizia. Sono in corso ovviamente le indagini, per cui auguriamo ovviamente buon lavoro a chi sta curando le indagini e ci auguriamo che venga presto definito il quadro in cui si è consumata questa tragedia. Chiaramente la notizia appunto ci sconvolge appunto perché vittima è una donna, per cui maggiormente ci sentiamo ovviamente coinvolti dalla tragicità di questo evento. Quindi ovviamente un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono state molto attive nelle fasi di ricerca e ci auguriamo davvero che le indagini arrivino presto ad una identificazione dei responsabili. E poi c'è un'altra vicenda che coinvolge anche il territorio trevigiano, ma anche altre province, perché è davvero incredibile quello che è successo. C'è stata una giornata di apprensione, di angoscia per una famiglia di Borgoricco. Siamo nel Padovano, una mamma e il suo bambino di 5 anni
sono stati sequestrati letteralmente da un 33enne albanese mentre stavano andando a scuola. I carabinieri sono riusciti a fermare la fuga dell'uomo che era già arrivato in Trentino. Per tutti i dettagli di questa storia davvero incredibile e sconvolgente, ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin e Cristian Roque Allende che si trovano all'esterno alla caserma dei Carabinieri, la vedo, di Padova, in compagnia proprio di chi ha effettuato fisicamente l'arresto di questo 33enne. Valentina. Sì, buongiorno. La macchina operativa è partita proprio qui dal comando provinciale di Padova ieri mattina alle 8 quando è scattato l'allarme che è stato dato dal marito della 26enne albanese che è stata sequestrata insieme al suo bambino di 5 anni da un connazionale 33enne. Ieri mattina l'uomo, non vedendo la moglie a casa, sapendo che il bambino non era andato a scuola perché aveva chiamato, ha subito dato l'allarme ai carabinieri. Grazie ad una telefonata al telefono della donna, il carabiniere ha capito subito che qualcosa non andava. La donna ha detto di essere al lavoro, ma in sottofondo c'era la voce del suo bambino e da qui è scattata la macchina che ha coinvolto i carabinieri non solo di Padova ma anche di Vicenza, Bassano, Castelfranco e Borgo Valsugana, perché è a Grigno in provincia di Trento che poi dopo diverse ore è stato bloccato il sequestratore che aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della donna, ma dopo essere uscito dal carcere a maggio aveva cominciato subito la sua persecuzione. Qui con me c'è il comandante provinciale di Padova, il colonnello Michele Cucuglielli. Ieri si è temuto davvero molto per questa donna perché la minaccia di morte era chiara. Esattamente, era una minaccia concreta. Noi sapevamo che l'uomo aveva minacciato la moglie e addirittura minacciava di ucciderla se avesse visto i carabinieri in uniforme, l'aveva minacciata di farle fare la stessa fine di Giulia Cecchettini. Quindi il dispositivo investigativo che è stato messo in campo e che ha agito in maniera sinergica, in maniera molto, molto coordinata, doveva tener conto di questo fattore. Abbiamo lavorato con personale in abiti civili, seguendo la macchina senza farsi accorgere che la macchina era pedinata. Chiaramente immaginate anche la grande apprensione del personale dei carabinieri che ha operato, tra l'altro militari che non si conoscevano prima, che si sono incontrati sul campo, perché questa è stata un'operazione ultra provinciale, ultra regionale, dove sono entrati in campo assetti operativi dei comandi provinciali del Veneto ma anche del Trentino Alto Adige. Soltanto arrivati in provincia di Trento abbiamo capito che c'erano le condizioni per intervenire, quindi con un'operazione chirurgica tempestiva. Abbiamo subito estratto dall'auto l'indagato, l'abbiamo ammanettato e contemporaneamente altri colleghi invece hanno aperto la portiera e hanno estratto dall'autovettura la donna e il bambino, che fortunatamente sono rimasti illesi. Avete salvato la vita anche al marito della donna perché si era prestato come esca nel tentativo disperato di poter salvare la moglie dal suo aguzzino, e quindi voi avete seguito anche lui e salvato la vita. Esattamente, perché il marito era in contatto con quest'uomo gli diceva che doveva farsi trovare in provincia di Trento ammanettato con le mani legate al volante, quindi è iniziata un'attività di pedinamento anche nei confronti dell'uomo. E quando ci siamo accorti insomma che la macchina dell'indagato si avvicinava, quindi si stavano incontrando, quella è stata l'occasione per intervenire. Tra l'altro un intervento che è stato particolarmente efficace perché ha consentito di salvare la vita ad una giovane donna e un bambino di 5 anni che ci ha anche ringraziato. Cosa vi ha detto il bimbo? Per l'intervento. Ci ha detto che durante il tragitto, durante le fasi drammatiche purtroppo di questo sequestro, il bambino chiedeva alla mamma: ma quando arrivano i carabinieri? E poi alla fine i carabinieri sono arrivati. Quando ci ha visto ci ha chiamato supereroi, ha detto è arrivato Spider-Man, e si è sentito talmente al sicuro con i carabinieri che per tutta la notte è voluto rimanere in braccio a un carabiniere. Questa è stata la nostra più grande soddisfazione. Grazie comandante, un'azione molto probabilmente programmata da tempo, visto che poi nell'auto del 33enne sono state ritrovate le fascette utilizzate per bloccare la donna, ma anche una mazza da baseball. Questi sono i primi
dettagli, ovviamente poi tutti i dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, grazie naturalmente al comandante dell'Arma per questa testimonianza su questo fatto impressionante e complimenti naturalmente per aver risolto questa cosa che poteva finire molto male visti i soggetti che erano stati sequestrati, insomma una giovane mamma e il bambino di 5 anni. Adesso andiamo a Giugliano, nel Vicentino. C'è stata un'abitazione in fiamme nella notte con i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare fino all'alba per domare le fiamme. Giugliano, paura nella notte in via Isonzo per l'improvviso incendio in un'abitazione divampato nella parte interrata dell'immobile. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme coinvolgessero tutto l'edificio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le fiamme hanno interessato la vicina barchessa per poi propagarsi verso il tetto e il sottotetto in legno. Verso le 2 sono arrivati 21 pompieri con 3 autopompe, 2 autobotti e l'autoscala che hanno salvaguardato il piano terra e il primo piano della casa. Distrutte 2 auto e numerosi elettrodomestici. Ancora al vaglio dei tecnici le cause dell'innesco. Andiamo in montagna perché davvero sta accadendo di tutto, nel senso che ci sono molti incidenti e gravi purtroppo di cui vi stiamo dando conto e ci tocca dar conto di altre 2 vittime. Allora partiamo dal giovane escursionista di 29 anni di Maniago che è morto per le gravissime ferite riportate in una caduta avvenuta sotto il Cimon di Palantina nei pressi di Forcella Colombera attorno ai 2000 metri in territorio di Tambre, siamo nel Bellunese. L'allarme era scattato la notte scorsa da parte dei familiari per il mancato rientro del giovane tra mezzanotte e le 4:20. Le stazioni del soccorso alpino di Pordenone e Maniago e dell'Alpago hanno cercato l'escursionista friulano visto che la sua auto era stata ritrovata in Piancavallo e che aveva annunciato di voler seguire un itinerario a cavallo tra le 2 regioni. A quel punto i soccorritori si sono mossi contemporaneamente dal versante friulano e da quello veneto finché il corpo purtroppo senza vita è stato ritrovato ed era in un dirupo. Non è l'unico incidente, vi dicevo, perché il soccorso alpino ci dà conto di un'altra tragedia della montagna. Ieri sera alle 23 il soccorso alpino di Alleghe, in questo caso, è stato allertato per il mancato rientro di un uomo da una passeggiata insieme al suo cane. Si tratta di un 69enne di Canale d'Agordo che si era diretto sul percorso che da Masarè sale a Casera Cesamatta, camminata che era solito fare più volte l'anno, così ci viene riferito. Le squadre si sono portate sul posto, è stata rinvenuta la macchina, hanno iniziato a perlustrare i sentieri finché a 1500 metri di quota non hanno sentito il cane abbaiare. Il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato in un canale a lato del sentiero per Cesamata dove era ruzzolato. Tra l'altro lì il suo cane lo proteggeva e quindi c'è stata la necessità anche di avvicinarsi a questo animale attraverso l'unità cinofila del soccorso alpino di Nivilan-Longo. Con calma, guadagnata la fiducia dell'animale, è stato riportato sul sentiero e poi è stato possibile recuperare l'uomo. Le immagini che vedete in onda adesso invece si riferiscono a un altro incidente ancora, quello in cui ha perso la vita il 76enne tedesco che era scomparso alcuni giorni fa, lo ricorderete, da un B&B di Follina nel Trevigiano. Era stato proprio il titolare del B&B a lanciare l'allarme, ricerche che si erano concentrate a Cortina d'Ampezzo, dove il cellulare dell'anziano ne segnalava la presenza. Dopodiché purtroppo un escursionista in passeggiata insieme al figlio ha segnalato delle scarpe tra il rifugio Duca d'Aosta e il sentiero dei Camosci. Sul posto le prime squadre, la conferma è arrivata subito, è stato trovato il corpo dell'uomo disperso. È da capire ora se sia stato un malore o il freddo seguito alla pioggia dei giorni scorsi ad aver provocato purtroppo la morte dell'escursionista.
Allora, fin qui la cronaca dalla montagna, vediamo dalla regia, eccolo qua, è pronto il nostro Marco Stabile da Trieste, perché domani a Trieste sarà una grande giornata. Noi vi abbiamo dato conto in questi mesi della visita in laguna a Venezia di Papa Francesco e poi dell'eccezionale giornata dedicata alla pace a Verona. Domani il Papa sarà a Trieste, naturalmente le emittenti di Media Nord-Est sono pronte a mostrare in diretta tutta la visita di Papa Francesco. Marco. Sì, infatti è così, Lina, perché la diretta della visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia andrà in diretta a reti unificate per quanto riguarda il gruppo Media Nord-Est, cioè non solo su Tele4, la TV di casa, diciamo così, e su TV12, ma anche su Antenna 3. Si parte domani mattina già alle 7 del mattino e fino a fine celebrazioni. Papa Francesco arriverà a Trieste in elicottero direttamente da Città del Vaticano e atterrerà nel porto vecchio di Trieste, ovvero proprio quello che vedete alle mie spalle in fondo, la futura zona di sviluppo della città di Trieste, dove è stato già realizzato il Convention Center. Atterrerà attorno tra le 7:30 e le 8 del mattino. Alle 8:30 inizierà la prima parte della giornata dedicata alla parte, diciamo così, convegnistica di chiusura delle settimane sociali, in cui prenderà la parola anche il Santo Padre. Poi Papa Francesco si sposterà verso la parte centrale, il cuore di Trieste, verso le rive, dove verrà abbracciato dai tanti fedeli che arriveranno domani mattina nella città della Bora, e poi celebrerà la messa e l'Angelus sul palco di Piazza dell'Unità d'Italia. Non accadeva dal 1992 che un Papa facesse visita a Trieste, e quella volta ovviamente c'era Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II. Questa volta sarà la volta appunto di Papa Francesco, che dopo aver rivolto il proprio pensiero ai fedeli con l'Angelus, dopo aver celebrato la messa nella Piazza dell'Unità d'Italia, raggiungerà nuovamente il Porto Vecchio e ripartirà alla volta del Vaticano in elicottero, pare attorno alle 12:30. Noi saremo sempre in diretta a partire dalle 7 del mattino su Antenna 3, su TV12, su Tele4, ovviamente la TV di casa, la TV di Trieste, dove cresce ovviamente l'attesa per l'arrivo del Santo Padre in questa settimana sociale dei cattolici, che ha portato migliaia e migliaia di persone nelle piazze di Trieste, che è stata aperta mercoledì dalla visita del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non so se avete già a disposizione il servizio, se lo manderete più tardi, il servizio riepilogativo che spiega appunto quelle che saranno le modalità della visita del Papa. Ad ogni modo ci vediamo anche su Antenna 3 domani mattina, già dalle 7. Grazie a Marco Stabile, grazie ai nostri colleghi in diretta di Trieste. per seguire la... Adesso andiamo allora a vedere proprio questo servizio che riepiloga la giornata di domani ancora una volta, con Antenna 3 pronta di nuovo a mostrarvi minuto dopo minuto la visita nei nostri territori di Papa Francesco. Una giornata in diretta per seguire la visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Sulla nostra emittente si partirà già alle 7 di domenica 7 luglio per raccontare l'arrivo, il percorso, gli incontri, l'abbraccio con la città e la messa in Piazza dell'Unità d'Italia, in un capoluogo regionale in festa per il Santo Padre. 4 truppe in collegamento con lo studio, dove il vice direttore del gruppo Media Nord-Est, Ferdinando Avarino, condurrà la diretta, che si avvarrà anche del collegamento via satellite della TV del Vaticano, per non perdere nemmeno un istante della visita del Papa nella città della Bora. Domenica mattina Jorge Maria Bergoglio arriverà e ripartirà in elicottero. L'atterraggio è previsto alle 8 in Porto Vecchio, nelle vicinanze del Convention Center, dove sarà accolto dall'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dall'arcivescovo di Catania Luigi Renna, presidente del comitato organizzatore, e dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Qui il Santo Padre terrà un discorso. Al termine incontrerà privatamente
separatamente 3 gruppi di persone, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo Triestino e un terzo gruppo composto da persone con disabilità e migranti. Poco dopo le 10 il trasferimento a bordo della Papa Mobile verso Piazza Unità, ancora da stabilire l'itinerario che deve essere scelto in base a criteri di sicurezza, tra le opzioni il transito lungo Viale Miramare o la nuova bretella del Porto Vecchio, quindi la messa sul palco di Piazza Unità e l'Angelus. Esauriti da giorni gli 8.000 posti a sedere. Al termine della celebrazione, verso le 12.30, Papa Francesco si sposterà verso il Molo IV, dove dopo il saluto alle autorità risalirà sull'elicottero per tornare in Vaticano. Per seguire tutta la giornata basta accendere la TV sulla nostra emittente, a tutto il resto pensiamo noi. E dunque appuntamento, l'avete sentito, anche su Antenna 3 domani per seguire l'intera mattinata triestina di Papa Francesco. Adesso cambiamo tema, torniamo sull'ondata di maltempo che ha martoriato la Castellana, il Bassanese e il Vicentino a maggio in particolare, con la nostra Vanessa Banzato che fa il punto su quelli che sono gli stanziamenti arrivati dal governo, che purtroppo risultano troppo pochi, troppo scarsi. Vanessa, buongiorno. Non sentiamo Vanessa. Mi sentite? Adesso sì, Lina? sì, Vane, vai. Eccoci. Allora, dicevo, hai ragionissimo quando dici appunto che questi soldi non bastano, soldi arrivati da Roma, questi 26,1 milioni di euro arrivati da Roma, si presume come prima tranche di risarcimento del maltempo che si è abbattuto in tutta l'area del Bassanese, del Vicentino e del Trevigiano. Non bastano, ne sono convinti gli amministratori dei comuni particolarmente toccati dal maltempo, dalla pioggia che si è abbattuta tra appunto i mesi di maggio e giugno, e ha messo letteralmente in ginocchio il territorio. Io mi trovo con il vice sindaco di Mussolente, Michele Ferronato, che appunto conferma sono troppo pochi questi soldi. Assolutamente sì, io spero che questa sia la prima tranche, come è previsto, di altre cifre che dovrebbero arrivare per il territorio. Ricordiamoci che questa prima parte dovrebbe servire solo ed esclusivamente per rendere fruibili le infrastrutture, gli edifici pubblici eventualmente danneggiati e quelli che è il risarcimento, un primo risarcimento per le famiglie che sono dovute evacuare. Anche perché ricordiamo che la richiesta avanzata dal presidente Zaia è decisamente più alta. Sì, da quello che ho letto mi sembra erano stati richiesti 127 milioni di euro, ma ricordiamoci una cosa, che tutto questo era legato solo ed esclusivamente alla prima ricognizione, cioè quindi agli eventi di maggio fino ai primi di giugno. Ricordiamoci invece che poi alla fine di giugno abbiamo avuto una serie di ulteriori interventi che hanno colpito soprattutto questa zona e la zona del Trevigiano, che hanno dato un'ulteriore bella botta. Ecco, tra l'altro anche lo stesso presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, ha sottolineato e ha dichiarato quanto scarsi, quanto pochi siano questi soldi per coprire in realtà tutte le necessità, perché diceva anche lei poco fa, se questi potessero servire a coprire una prima tranche, ovvero quelle cose che si sono viste subito, l'emergenza, in realtà non coprono quello che è veramente il danno subito dai vari comuni. No, assolutamente, il danno subito dai vari comuni è molto più elevato ed erano un po' le cifre, anzi diciamo che questo è legato a una prima ricognizione di quello che era evidente nell'immediato. Si stanno verificando in questo periodo tutta una serie di situazioni che non erano così evidenti nell'immediato, che comporteranno invece un aumento sicuramente in fase consuntiva di quelle che sono le cifre a disposizione che serviranno. Questa è una goccia, diciamo, purtroppo goccia all'interno di quello che sarà invece poi il risarcimento che bisognerà prevedere per sistemare alcune situazioni. Poi tra l'altro lei ha sottolineato come sia importante, per carità, sì, coprire almeno tutto quella che è la spesa per i danni, ma anche parlare di prevenzione, è fondamentale parlare di prevenzione.
Io parlo di prevenzione, parlo di un investimento perché investire in prevenzione, investire in situazioni già conosciute o al limite diciamo del danno è sicuramente migliore, perché ci permette poi di non lavorare più in emergenza, e quindi anche tutta la parte dell'emergenza legata alle protezioni civili e via dicendo, che poi alla fin fine devono essere liquidate anche queste come spese vive effettuate, non saranno poi effettuate se noi andiamo a pensare a risolvere alcune situazioni che sono ben conosciute. A Mussolente nello specifico sono verificati alcuni smottamenti, alcune frane. Per carità, è vero che non è la situazione paragonabile a quella di Marostica, che è stata particolarmente martoriata da questo punto di vista, però ci sono alcuni osservati speciali ancora adesso. In questo momento sì, si stanno rivelando alcune cose che nell'immediato ad esempio noi non avevamo valutato. Dicevo, via Francesco Petrarca in questo momento abbiamo avuto uno smottamento la settimana scorsa, un primo intervento già effettuato i giorni scorsi, un ulteriore intervento che verrà effettuato nei primi giorni della prossima settimana per andare a arginare una situazione di cedimento di un argine, di una parte dell'argine, ma un'ulteriore sistemazione dovrà essere effettuata nei prossimi periodi. Stiamo finanziando in questo momento con i soldi comunali per poter risolvere questa situazione. Quindi abbiamo sentito, Lina, una situazione davvero pesante che riguarda un po' tutti i comuni del Veneto, nello specifico siamo in provincia di Vicenza, quindi ci occupiamo di quelli dell'area del Bassanese, e speriamo che, come ha detto poco fa il vice sindaco Ferronato, si tratti di questa prima tranche di risarcimenti che arrivano direttamente da Roma per sanare in realtà una situazione molto molto pesante. Da Mussolente, Lina, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie al tuo ospite naturalmente. Solo Castelfranco Veneto aveva quantificato in 40 milioni i danni, per cui possiamo immaginare quale sia il sentimento degli amministratori locali. Noi adesso ringrazio intanto in regia Simone Merlo e Marco Gagliazzo, andiamo qualche istante in pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta con la prima edizione di Antenna 3, eccoci, tanta la cronaca, lo abbiamo detto, adesso ci spostiamo in quel di Venezia perché la stagione turistica è iniziata, sempre che di stagione turistica si possa parlare per Venezia che è turistica tutto l'anno, ma il tema dei borseggi, naturalmente della sicurezza dei tanti visitatori, non solo dei veneziani ma anche dei tanti visitatori in città, è centrale per le forze dell'ordine. Ha fatto il punto questa mattina in questura a Santa Chiara il questore Gaetano Bonaccorso insieme alla nostra Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. Sentiamo. A Venezia, nel piazzale di fronte alla stazione Santa Lucia, proprio accanto al chiosco della Polizia di Stato allestito oggi con il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso per fare il punto sulla sicurezza. Signor Questore, un arresto eclatante nelle scorse ore che ha visto finalmente acciuffata da parte proprio dei poliziotti della Polizia di Stato una borseggiatrice storica di Venezia. Ci può dire qualcosa di più? Sì, questo è un risultato che testimonia come alla fine anche l'azione repressiva nei confronti dei borseggiatori arriva, e talvolta arriva in modo rilevante dal punto di vista della rilevanza della sanzione, perché in questo caso era un ordine di carcerazione per 10 anni emesso nei confronti di una borseggiatrice che è stata individuata, localizzata e fermata nell'ambito dei numerosi servizi che vengono svolti dalla Questura in collaborazione con la Polizia Ferroviaria, nello specifico da poliziotti del commissariato di San Marco, che è un commissariato fortemente coinvolto, naturalmente coinvolto essendo il commissariato del centro storico presente nella Venezia lagunare nelle azioni di contrasto a questi fenomeni. Ecco, fenomeni che, diceva lei stesso poco fa, sono raddoppiati in città a Venezia, così come nell'Interland, con l'afflusso enorme di turisti. Jesolo, il punto anche sui Daspo Willy degli scorsi giorni e sulle baby gang. Intanto che il fenomeno sia raddoppiato, questo
questo non corrisponde a quelle che sono le statistiche. Sicuramente nel periodo estivo, come naturalmente accade, il maggior afflusso turistico determina inevitabilmente una maggiore presenza di questi criminali e determina conseguentemente la necessità di un'azione di contrasto ancora più efficace. E la stessa cosa nella zona del litorale. È chiaro che il litorale nel periodo turistico viene investito da flussi che determinano una totale alterazione delle presenze che stabilmente ci sono in quei territori dal punto di vista delle presenze residenziali. E questo determina la necessità di un incremento dei servizi e di un'azione combinata, anche lì sempre con un'azione repressiva e con un'azione preventiva, utilizzando le misure di prevenzione che sono a disposizione della Questura. A Jesolo, ad esempio, recentemente sono stati emessi 10 provvedimenti in termini di Daspo Willy e in termini di fogli di via obbligatori, provvedimenti che peraltro si giovano delle nuove normative che consentono un'azione ancora più efficace anche nei confronti dei minori, e noi riteniamo che questi siano provvedimenti che insieme a tutto il resto possano portare dei benefici. Infine il chiosco che vediamo alle nostre spalle con anche i volantini, le brochure, ne prendo uno, Polizia di Stato, c'è più sicurezza insieme, questo è il motto per contrastare il fenomeno degli scatolettisti che provengono insomma non soltanto dall'est Europa ma anche sono molti italiani, anche di origine campana e non soltanto. Sì, gli scatolettisti insieme ai borseggiatori sono fenomeni criminali. In realtà gli scatolettisti, che poi sono in realtà dei soggetti che pongono in essere delle truffe ancora di più, sono dei fenomeni criminali che possono essere evitati dall'attenzione della vittima. Sono dei fenomeni criminali in cui l'attenzione della vittima ha certamente un rilievo ed un'importanza piuttosto significativa, e questa campagna, che si avvale appunto di questa brochure pubblicata grazie anche al contributo di Grafica Veneta, una società di Trebasele che ci ha aiutato nella pubblicazione di questa brochure, e si ripromette proprio di ottenere questo obiettivo, peraltro con una metodologia innovativa. C'è all'interno un link che consente di collegarsi con la nostra pagina Facebook e di verificare appunto nel filmato qual è la metodologia utilizzata per truffare la vittima. Sostanzialmente si tratta di un filmato che, rallentando l'azione, consente proprio di vedere gli escamotage che vengono utilizzati per porre la vittima nelle condizioni della costante sconfitta. Grazie signor Questore di Venezia, dottor Gaetano Bonaccorso. Grazie a voi. Grazie. Grazie allora per questo contributo ad Anna Maria Parisi e Sandro Ponchi, al Questore Bonaccorso naturalmente. Allora, torniamo alla cronaca di queste ore. Vi abbiamo parlato naturalmente il caso di Alex Marangon, vi abbiamo parlato dell'omicidio di Vincenza Saracino, e poi da Padova questa inquietante vicenda che coinvolge un soggetto albanese di 33 anni che ha sequestrato mamma e figlioletto con chissà quali intenzioni, purtroppo sotto la minaccia di un coltello, bloccando la donna in macchina. Davvero un sequestro ad altissima tensione, sventato nelle sue conseguenze dai carabinieri. E a proposito di donne purtroppo prese di mira, ci sono degli sviluppi per la morte di Greta Spreafico, la 53enne di Erba nel Comasco, scomparsa nel delta del Po Rodigino il 4 giugno del 2022. Caso archiviato ma riaperto a quanto pare dalle indiscrezioni di stampa, perché sarebbe stato di nuovo indagato Andrea Tosi, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle, questa volta non soltanto per distruzione e occultamento di cadavere, ma anche per omicidio preterintenzionale. Ne dà conto Tele Lombardia, che nei giorni scorsi ha diffuso il contenuto di un'intercettazione in cui Tosi risponde: ma sì, sono stato io, alla domanda di una terza donna che gli chiedeva, riferendosi a Spreafico: tu non l'hai uccisa, vero? Sono intercettazioni risalenti all'ottobre 2022, successive alla scomparsa, ma già presenti nel fascicolo della procura, che però all'epoca non erano state ritenute attendibili.
E ci sono sviluppi su un altro femminicidio, quello di Margherita Ceschin a Conegliano. Enzo Lorenzon, considerato il mandante del delitto, parliamo dell'ex marito, Juan Maria Guzman, l'intermediario, entrambi difesi dall'avvocato Fabio Crea, e Sergio Lorenzo, uno dei presunti killer difeso dall'avvocato Mauro Serpico, sono stati rinviati a giudizio. I tre sono tutti accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato. Il fatto era avvenuto a Conegliano, come vi dicevo, a giugno del 2023. La 72enne era stata trovata senza vita in casa, poi l'autopsia aveva confermato lo strangolamento e il torace sfondato. La casa messa a soqquadro per inscenare una rapina finita male o addirittura un malore della donna. Le indagini anche qui delle forze dell'ordine hanno invece fatto emergere un quadro completamente diverso. Ancora la cronaca di queste ore, andiamo a Villanova di Campo San Piero con un soggetto che è sfuggito all'ALT della polizia locale con droga e mazza da baseball in auto, è ancora ricercato. Viaggiava a 90 km/h in una strada in pieno centro abitato dove il limite era dei 50. Una pattuglia della polizia locale durante un controllo ha cercato di fermare un'auto in via Caltana a Villanova di Campo San Piero. Il veicolo, una Fiat Bravo con targa italiana, alla vista degli agenti dopo aver inizialmente rallentato è fuggito a forte velocità. L'inseguimento è durato per alcuni chilometri fino a Codivernarolo, dove la Fiat Bravo ha perso il controllo uscendo di strada terminando la corsa in un canale di scolo laterale. Il conducente però, nonostante l'impatto che ha distrutto la parte anteriore del veicolo, è riuscito ad uscire dall'abitacolo, dal lato passeggero e a darsi la fuga nei campi. Gli agenti della polizia locale hanno recuperato la macchina. All'interno sono stati ritrovati diversi involucri contenenti hashish, cocaina, una mazza da baseball in alluminio, 2 telefoni cellulari e del denaro contante. Sono ancora in corso accertamenti per risalire all'identità del fuggitivo. E c'è stato un grave incidente stradale ieri sera ad Abano Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti, eccolo qua, proprio in via delle Terme per uno scontro tra 2 auto di cui una finita rovesciata. 2 donne sono rimaste ferite. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le 2 auto, mentre 2 giovani donne sono state appunto ferite in questo incidente e sono state prese in cura dal personale del SUEM per essere trasferite poi in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito tutti i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 20:30, quindi parliamo del tardo pomeriggio di ieri in una località Abano sicuramente molto affollata in questo periodo. La rapina ora in pieno centro a Treviso con una 63enne che è stata scippata, gettata a terra, trascinata per diversi metri. È stato arrestato il malvivente che l'ha aggredita. Sto attraversando un periodo difficile, così ha cercato di giustificarsi alle forze dell'ordine. Scippata, gettata a terra e trascinata per alcuni metri in via Giacomelli. La vittima è una donna di 63 anni che stava camminando in centro a Treviso giovedì pomeriggio. Immediata la chiamata al 113. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e hanno rintracciato l'aggressore fuggito verso Borgo Cavour. L'uomo, un 41enne residente a Treviso, è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione in flagranza di reato e che ha consentito di recuperare un centinaio di euro in contanti sottratti dal portafoglio della vittima. La borsa della donna e il portafoglio sono stati trovati all'interno del cestino dei rifiuti di un esercizio commerciale poco distante al luogo dove era stato fermato il 41enne. Processato per direttissima, è stato convalidato l'arresto con obbligo di dimora e di presentazione davanti alla polizia giudiziaria, nonché il divieto di uscire dal comune. Laureato a Milano, ha riferito alle forze dell'ordine di stare attraversando un periodo difficile e di avere delle scadenze da ottemperare. Vedendo la signora portare la borsa in modo blando, l'impeto di scipparla nella speranza di trovare qualche soldo per rimpinguare il suo conto, rubati circa 150 euro. L'uomo, già gravato da piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina impropria. Nelle fasi dello scippo la vittima è rimasta ferita con escoriazione alle ginocchia e ai gomiti. Il 41enne ha riferito alle autorità di volersi scusare con la signora, riservandosi di contattarla per risarcirla. A breve l'uomo avrebbe dovuto firmare il contratto per un nuovo impiego.
Fin qui quello che è accaduto in centro a Treviso. Andiamo a vedere a Conegliano cos'è successo l'altra sera. Un incidente con una vetrina sfondata di un negozio di via Rosselli. L'incidente si è verificato a Conegliano, in via Rosselli, nella tarda serata di giovedì, quando una Volkswagen T-Roc con targa tedesca, guidata da un 61enne, ha terminato la sua corsa contro la vetrina del negozio di impianti elettrici Luigi Peccolo. L'auto proveniva da via Matteotti e invece di svoltare a destra e imboccare il fagiolone, ha proseguito dritto, demolendo in New Jersey alcuni arredi urbani per poi concludere la corsa contro la storica vetrina Peccolo. Sembra che all'origine dell'incidente ci sia un malore del guidatore che ha lamentato forti dolori al petto. L'uomo è stato condotto da un'ambulanza del SUEM 118 al pronto soccorso dell'ospedale civile Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è stato sottoposto agli esami del caso e tenuto in osservazione tutta la notte fino al rilascio in mattinata. Ad eseguire i rilievi la polizia locale, che ha anche chiuso una parte del rondò per consentire i soccorsi e che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre vetture o pedoni sul marciapiede. Nel frattempo il negozio ha potuto parzialmente riaprire, ma ingenti sono i danni registrati. Il titolare non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni, dicendosi fiducioso sulle indagini che verranno svolte e dei danni che verranno stimati. Cambiamo tema, questa è stata la settimana della gravissima denuncia da parte della CGIL del Veneto di casi di caporalato, in particolare una vicenda che riguarda la Marca Trevigiana, la zona di Ponte di Piave, con oltre 50 lavoratori indiani letteralmente schiavizzati nei campi dove erano impiegati per vendemmiare, raccogliere radicchio e così via. Siamo tornati davanti a questa casa di Negrisia dove stavano stipati in condizioni fatiscenti per capire se la gente intorno sapesse quello che stava accadendo oppure no. Signora, ma non si era mai accorta di tutta questa gente? No. Sinceramente no, sentivo che, vedevo delle persone, ma non mi immaginavo proprio che ci fossero tante persone così. Però che ci fosse una situazione un po' difficile, l'avevo notata con quello col turbante, con la macchina. Quello col turbante sì, era il capo di tutti quanti, però è sparito, è già parecchio che è sparito sto signore. La testimonianza arriva dal locale vicino alla casa degli schiavi. Siamo in via San Romano a Negrisia. Lungo la strada principale fino a 50 persone vivevano in questi locali oggi chiusi e abbandonati, come le vetture utilizzate dai gregari del caporale per portare gli indiani sui campi o a raccogliere il radicchio o a vendemmiare per pochi euro che comunque non incassavano, dovendo pagare il debito per essere stati ingaggiati dal capo, per il poco mangiare che gli forniva, per l'affitto di giacigli indegni di una società civile. Una condizione scoperta dalla CGIL del Veneto, che ha presentato un esposto in procura a Treviso chiedendo venga fatta luce non solo sul caporale e i suoi gregari, ma sull'intera rete di società fittizie collegate con l'India e finalizzate a quella che molti definiscono una vera e propria tratta di braccianti schiavizzati. Una richiesta condivisa dai rappresentanti degli agricoltori. Una situazione assolutamente vergognosa a cui deve essere posto rimedio il prima possibile. Chiediamo alla magistratura di fare la massima chiarezza sulla questione e siamo i primi a non difendere assolutamente questo tipo di attività che mettono discredito a tutta la categoria del mondo agricolo, in modo tale che chi lavora in modo onesto, in modo corretto, dando il giusto contributo a chi lavora, venga poi valorizzato. Ecco, però molti dicono gli agricoltori non potevano non sapere. Può essere che gli agricoltori non conoscessero certe cose, sono consapevole. Ovviamente quando i lavoratori vengono pagati troppo poco deve scattare il campanello d'allarme e quindi ritenere queste attività non lecite. Per questo dalla CIA di Treviso la proposta di un albo che certifichi le imprese, in modo tale che noi sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo e in questo albo poi che siano inseriti anche tutti i lavoratori, in modo tale che chi viene qua può essere registrato e l'agricoltore, l'imprenditore agricolo che necessiti questi servizi, verificando su questo albo chi sono le persone, sa chi viene in azienda e sa se sono in regola o meno con i permessi di soggiorno. Più controlli quindi, mettendo in rete i dati, perché non sempre emerge l'illegalità, come per la casa di Negrisia, dove questa macchina abbandonata ricorda ancora gli schiavi dei campi. Sono venuti comunque i vigili a controllare 2 volte se era assicurata. 2 volte.
Veneto che finisce agli onori, chiamiamoli così, delle cronache anche per un'altra vicenda. Andiamo nell'home page del Gazzettino che riporta una notizia battuta poco fa dalle agenzie che ci arriva dal Cadore, da San Vito in particolare. Famiglia ebrea prenota un soggiorno nelle Dolomiti ma il B&B la respinge, potete stare nel forno a gas. Questa sarebbe la risposta ricevuta, naturalmente tutto da appurare anche quello che è il punto di vista di questo B&B, capire cosa può essere successo. Le agenzie rilanciano, tra l'altro la notizia data dal sito di un quotidiano israeliano, di certo presa così, messa così, non fa onore a chi è autore di questa risposta. Torniamo sull'home page per vedere quali sono le altre notizie su cui punta il Gazzettino, la vicenda di Borgoricco di cui vi abbiamo dato poco fa conto, con il sequestro di mamma di 26 anni e figlioletto di 5 nella loro auto. Se dici una parola fai la fine di Giulia Cecchettin, così avrebbe detto questo 33enne albanese che tra l'altro risiedeva nella Marca trevigiana a mamma e figlioletto. I carabinieri sono per fortuna riusciti a fermare questa fuga folle. Covid, in Veneto 300 nuovi casi e 2 decessi, contagi in crescita negli ultimi 7 giorni, over 75 i ricoverati in condizioni gravi. Ve l'abbiamo già detto in questi giorni che purtroppo c'è un ritorno di virus, c'è stato anche per colpa del maltempo che non ha lasciato all'estate il tempo di iniziare, insomma, seconda stagione. Purtroppo i virus continuano e anche il Covid fa capolino anche in maniera grave. Il caso di Preganziol naturalmente con l'assassinio di Vincenza Saracino, gli ultimi messaggi alla figlia, aspettavo mamma per cena, poi non ha più risposto. L'ipotesi dell'assassinio da parte di un cliente del sexy shop e i famosi filmati del supermercato Iperlando sequestrati dai carabinieri per cercare di verificare se ci fosse stato se fosse stata un'altra persona insieme alla cinquantenne quando ha fatto la spesa poco prima di sparire. La vicenda di Alex morto nel Piave ma con l'autopsia che parla di ferite da corpo contundente alla testa, e poi la politica, perché sapete che dopo le elezioni europee c'è la possibilità di rinunciare, di accettare, di decidere anche di quale circoscrizione, in quale circoscrizione essere eletti. Flavio Tosi prende il posto del leader di Forza Italia Tajani all'Europarlamento e lascia Montecitorio, a Bruxelles 8 Veneti. Fin qui il Gazzettino. Allora, adesso a Mestre con la vicenda, altra vicenda che fa discutere, dei musulmani sfrattati dalla moschea di Via Piave che annunciano ricorreremo al Consiglio di Stato. Faremo appello al Consiglio di Stato e crediamo fermamente che questa sentenza sarà annullata. I musulmani dell'associazione Ittihad non ci stanno e contro lo sfratto per motivi di sicurezza del TAR dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano ricorso. Lo fanno all'ombra dei grossi rami degli alberi del Parco Piraghetto, sempre a Mestre, per la preghiera del Jum'at, cioè del Venerdì Santo, l'equivalente della Domenica Cristiana. Sentenza questa del TAR che innalza muri, così nel corso della preghiera odierna. Una sentenza che ha profondamente ferito i cittadini musulmani, la società civile e tutti coloro che credono nella libertà religiosa. Riteniamo che questa sentenza sia politicamente influenzata e dimostri un atteggiamento anti-islamico. Sotto lo sguardo attento e vigile delle forze dell'ordine, poco distanti, almeno 1 migliaio di musulmani mestrini veneziani ritrovatisi al Piraghetto. Lo faranno ogni venerdì dalle 13 circa, in attesa di ricevere una risposta dal Consiglio di Stato, attesa, visti i tempi della giustizia, per la quale sarà da pazientare e non poco.
E poi c'è l'operazione antidegrado legata all'area dell'ex Umberto I a Mestre, che sarà riqualificata grazie al progetto del gruppo Ali, un investimento da 150 milioni che avrà molte aree verdi. Il degrado, i bivacchi e lo spaccio qui nell'area dell'ex Umberto I a Mestre diventeranno presto un brutto ricordo per i cittadini. È stato infatti presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell'area. Si chiama Nuova Castelvecchio dal toponimo storico del vecchio castello di Mestre medievale costruito qui. Un investimento di 150 milioni di euro da parte del gruppo Ali, che si è aggiudicato l'asta, che riqualificherà l'area con spazi per i cittadini, aree verdi e garantendo sicurezza e maggiori controlli. Recuperiamo un'area importante della città che è un perno ma è anche un punto di arrivo. E abbiamo pensato prima di tutto ai cittadini, ma soprattutto anche a livello di qualità della città. Il progetto prevede un grande supermercato con metà copertura verde e l'altra metà fotovoltaica, con un'architettura che ricorda i tipici magazzini veneziani. 5 edifici, di cui uno a funzione mista, 4 torri per 150 appartamenti che potranno ospitare fino a 600 residenti. Molto spazio verde pubblico con giardini e percorsi pedonali e ciclabili con 320 piante. E fare 25.000 metri quadrati di verde e percorsi pedonali in centro città è una cosa che non si vede tutti i giorni ed è quello che volevamo, perché volevamo che il progetto fosse anche molto sostenibile. Fare qualcosa che riqualifica un'area degradata in centro città è un sogno, e devo dire che siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Poi l'espansione c'è chiaramente, però noi cerchiamo sempre di farla come espansione di qualità. Nell'area sono previsti anche 1000 posti auto e una nuova rotatoria che collegherà il nuovo quartiere a Via Olimpia. Il De Zottis sarà demolito per creare un nuovo parcheggio pubblico lato Marzenego. Quello che dobbiamo imparare a fare è insegnare ai nostri giovani a vedere i fatti. Ecco, questa è una cosa realizzata oggi con le gambe di chi sa fare le cose. Prima si hanno fatti un sacco di progetti, di idee, quante volte abbiamo visto gli stadi, le cose, poi venivano e la gente non ci crede più e non va più a votare. Se invece tu presenti delle cose che sono fattibili e le fai, andate a vedere la Vezza di ieri, è fatta. Non ho mai fatto discorsi io, ho fatto e tutte le cose le faccio. Così il sindaco Brugnaro. Allora noi andiamo rapidamente in pubblicità, poi torneremo parlando di una realtà molto importante del nostro territorio, la città della Speranza di Padova. Torniamo in diretta, eccoci qui di nuovo, prima edizione di Antenna 3 in questo sabato. L'avete visto, con un'estate che davvero dal punto di vista della cronaca non lascia nessuna tregua. Noi apriamo una parentesi, ve lo dicevo, sulla città della Speranza di Padova. Abbiamo in collegamento in diretta, lo saluto e lo ringrazio, il presidente Giovanni Paolino. Buongiorno presidente, ben trovato. Non lo sentiamo, regia, vediamo. Provi a parlare presidente, che vediamo se l'audio si ripristina. Salutavo, buongiorno. Eccolo qua, forte Adesso e chiaro. Sì, grazie buongiorno, presidente. buongiorno. Grazie per questa sua presenza oggi, perché la città della Speranza senza dubbio, anche con tutte le sue attività, la raccolta di fondi, quello che è il grande collegamento con il territorio non si ferma neppure d'estate, no? Abbiamo visto anche noi che siamo trevigiani qui dalla Marca, tante iniziative che sono poi destinatarie di fondi per la ricerca in ambito pediatrico. Ricordiamo che in realtà è, naturalmente, per chi non lo dovesse sapere, la città della Speranza di Padova, e quanto importante è stato anche in questi ultimi anni tutto quello che è stato fatto lì, quelli che sono gli obiettivi raggiunti per dare una mano a tante famiglie in difficoltà. Sì, la fondazione nasce ben 30 anni fa, quindi è una realtà, un'eccellenza italiana nata nel Veneto. Sono ben 30 anni che è presente sul territorio appunto veneto. Nasce in realtà in provincia di Vicenza, anche se la torre della ricerca, ecco questa che si vede nelle immagini, è la torre che è a Padova, una torre che rappresenta schematicamente il DNA, quindi una torre che è lì da molti anni, dove ogni giorno lavorano oltre 200 ricercatori
il cui compito è quello di trovare una soluzione più possibile veloce alla sofferenza che hanno tutti questi bambini dal punto di vista delle malattie leucemiche, e a questo punto non solo, perché ormai le ricerche stanno diventando assolutamente trasversali. È una torre che produce risultati incredibili, ci sono studi che si stanno utilizzando in tutti i settori, quindi è un motore per cercare assolutamente di ridurre il numero dei bambini che soffrono. Non stiamo attenti solamente a ridurne la mortalità, ovviamente, ma un grande tema ormai è anche quello di rendere più sostenibili le cure a cui sono sottoposti questi piccoli, e quindi anche una parte della ricerca ormai si sta indirizzando in questa direzione. Approfitto per ringraziare gli abitanti del Veneto, che con il loro 5 per 1000 da anni ci stanno dando una spinta incredibile. Il grosso delle raccolte avviene proprio nel Veneto, è veramente un impegno di tante persone che con il loro piccolo o grande contributo ci stanno dando veramente una grande spinta. Senta, esatto, i fondi, no, per andare avanti, sì. Perché immaginiamo, allora, reggere una attività del genere, una struttura, una realtà di questo tipo deve essere molto costoso necessariamente. Possiamo immaginare che tutte le attività di ricerca abbiano dei costi molto elevati, pagare il personale, e siamo d'accordo. Da dove traete? Ecco, lei diceva il 5 per 1000, poi ci sono le iniziative singole, no, di eventi eccetera, e che genere di sostegni avete? Su cosa potete contare? Ma in questo periodo, il periodo estivo, è il periodo in cui siamo più visibili, non c'è sagra paesana, non c'è festa, non c'è manifestazione in cui non è presente un gruppo di nostri volontari con il banco per la raccolta. Poi la raccolta si può fare in diversi modi, si può fare attraverso l'acquisto di gadget, si può fare attraverso le donazioni volontarie, appunto il 5 per 1000 che ho ricordato prima. Ci sono tante aziende anche che ci sono vicine. Quando poi si avvicinano gli eventi particolari come le feste di Natale, Pasqua, insomma, chiamiamole così, le feste comandate, c'è la possibilità di acquistare da noi i prodotti, insomma, prodotti dolciari, eccetera. Quindi non è un acquisto vero e proprio, perché in fondo è una donazione. Noi chiediamo dei contributi minimi per cercare di sostenere anche da parte nostra le spese che sopportiamo. Una cosa che va detta e ribadita in continuazione, che è poi alla base dei risultati che otteniamo, è che la stragrande maggioranza di ciò che viene raccolto, lo stimiamo intorno al 97%, viene interamente devoluto, viene interamente investito nella ricerca, a parte i ricercatori che giustamente devono essere pagati. Tutto il resto dell'organizzazione è costituita da volontari, quindi questo è una cosa di cui ci piace parlare, perché ogni tanto, insomma, intorno alla beneficenza nascono problemi, ma nascono tematiche un po' diverse, ecco. Sì, esatto, bisogna fare attenzione anche a questo, no? Ma il tema è naturalmente la trasparenza, la chiarezza e ovviamente poi la rettitudine e l'onestà, insomma, di chi porta avanti queste attività che è ben ripagata, no? Perché se si lavora per bene, se si portano avanti con serietà i progetti e le attività, poi c'è riscontro, no? Da parte della gente e del territorio. Beh, assolutamente. Ma noi vediamo veramente un affetto nei nostri confronti veramente importante, cioè, anche la stessa quantità di volontari, che poi ognuno, insomma, il volontario ha la caratteristica che ci mette quello che ha, insomma, che c'è chi ha la giornata, chi l'ora soltanto, chi settimane o mesi, quindi abbiamo una varietà di interventi di tutti i tipi e di tutti i generi. Stiamo anche cercando di portare le persone all'interno della torre, che è visitabile. Apriamo anche a chi lo desidera, con una certa programmazione, visitare i laboratori, e in questo periodo stiamo portando i ricercatori sul territorio, quindi sono iniziative di questi ultimi periodi, di quest'estate del 24, portiamo i ricercatori nelle piazze dove ci sono degli eventi
enti che sponsorizzano Città della Speranza, proprio per spiegare a tutti il tipo di lavoro che facciamo e come viene fatto, quindi in assoluta trasparenza a 360 gradi. Senta Presidente, lei era già nel consiglio direttivo, no, della Fondazione, sì, ed è Presidente da pochi mesi. Come si trova, ecco, in questa nuova veste? Ma questa è una cosa un po' divertente, perché insomma, io per moltissimi anni sono stato l'amministratore di un'azienda di prodotti a domicilio e avevamo dedicato il retro dei nostri furgoni alla pubblicità per raccogliere appunto i fondi per Città della Speranza. Questo ormai sono più di 10 anni che lo abbiamo fatto. E dal punto di vista anagrafico qualcuno ha deciso che io l'anno scorso a luglio dovevo andare in pensione. E quindi subito, questo è un suggerimento che do a tutti: chi deve andare in pensione non lo devi dire mai a nessuno, perché tutti pensano che avrai un sacco di tempo a disposizione da dedicare. Quindi mi è stata proposta appunto di prendere la presidenza di Città della Speranza, l'ho fatto molto volentieri, è un altro modo per me di dare un aiuto in maniera diversa, è super impegnativo perché Città della Speranza è una macchina gigantesca. Vi ricordo che non c'è solamente la fondazione che si occupa di raccogliere il denaro, i fondi, ma c'è anche l'Istituto di Ricerca Pediatrica, che appunto ha la sede nella torre a Padova, che è una vera e propria è un'azienda strutturata con ricercatori e tutto il resto. In questo caso qui abbiamo una struttura diversa, abbiamo il generale Lupi come amministratore, quindi anche lì abbiamo un'organizzazione incredibile, però dall'altro lato raccogliere il denaro insomma costa fatica, organizzazione, tutte le attività dal marketing, la comunicazione, l'organizzazione degli eventi, insomma è una macchina complessa, molto, molto articolata. E i programmi, diciamo, di questa sua presidenza, perché io ho letto anche in interviste sue risalenti proprio al suo insediamento che al di là della costruzione della seconda torre poi ci sarà anche da celebrare il trentennale appunto della fondazione. Esatto, ma il trentennale che sarà il 16 di dicembre, lo festeggeremo sicuramente nel modo corretto e proseguiremo anche in questa festa anche nell'anno prossimo. Questo è uno degli eventi che abbiamo in programma, ma l'altro grande progetto è quello di farci conoscere anche al di fuori del Triveneto. In realtà dal punto di vista scientifico siamo già conosciuti anche oltreoceano, non solamente oltre la regione Veneto, ma vorremmo che ci conoscessero di più anche le persone di altre regioni proprio per poter aumentare la quantità di fondi da dedicare alla ricerca. Della seconda torre ha già parlato, l'ha anticipato, è necessaria perché abbiamo richieste da parte dei ricercatori di spazi, dove stiamo ormai non ci siamo più, siamo stretti e abbiamo bisogno di allargare proprio la possibilità ai gruppi di ricerca di poter aumentare il loro potenziale, quindi dobbiamo assolutamente allargare gli spazi. Inizieremo, speriamo, entro l'anno, siamo già abbastanza avanti con tutto il progetto, adesso insomma poi passeremo alla parte esecutiva. Senta, da ultimo ecco un passaggio su quello che è il sostegno proprio alle famiglie, no? Dei piccoli che fanno riferimento alla vostra struttura. Anche in questo c'è sempre massimo impegno, immaginiamo, per cercare di dare supporto a chi arriva poi a Padova per cercare di curare, di dare sollievo al proprio bimbo. Ma diciamo che la Fondazione nasce proprio con questo spirito, perché le prime azioni della Fondazione sono state quelle di realizzare il reparto di oncologia pediatrica di Padova prima e di Vicenza dopo. Siamo sempre stati presenti nei reparti, cerchiamo di dare sostegno anche alle famiglie, cerchiamo di rendere un po' più facile la permanenza ai ragazzi e ai bambini all'interno dell'ospedale, che non è mai un bell'ambiente, cercando di renderlo accogliente. Ci sono psicologi, ci sono persone che anche li fanno giocare. Noi abbiamo dei volontari che vanno proprio a cercare di
diciamo, di distrarre i bambini dalla loro situazione. Organizziamo diversi eventi, poi con il Covid ci siamo dovuti fermare perché ovviamente i sanitari ci impedivano per ragioni di sicurezza di entrare all'interno dei reparti dove i bambini insomma sono organismi veramente molto delicati, insomma hanno delle gravi insufficienze anche dal punto di vista degli anticorpi, insomma la protezione. Una nuova attività che faremo a brevissimo, siamo addirittura di arrivo proprio per iniziare, tutto a posto dal punto di vista formale, è quello di utilizzare la pet therapy. Non è esattamente il termine giusto, però porteremo, in questo caso saranno dei cani, è un progetto nuovo fatto con l'azienda zooprofilattica del Veneto, e porteremo appunto questi animali a contatto con i bambini, cercando anche qui di rendere meno faticosa la permanenza in reparto. Siamo sicuri che i bambini apprezzeranno molto, Presidente? Penso di sì. Un altro piccolo progetto, per concludere, c'è un gruppo di volontari che a breve, questo è un progetto che è in via di definizione, si occuperà anche di assistere le famiglie per pratiche burocratiche, insomma tutte quelle formalità che nel momento in cui finisci in un vortice come quello di una malattia pediatrica, insomma ti leva anche spazi, ti leva anche, soprattutto per chi viene da fuori, leva serenità. Cercheremo di dare un'assistenza anche da questo punto di vista. Certo, tutto quello credo che sia concreto e pratico, oltre che di sostegno emotivo, penso sia ben accetto. Allora grazie infinite Presidente per questa sua presenza e per quello che fate soprattutto. Grazie a voi. Grazie ancora e a presto a Giovanni Paolino, nuovo Presidente della Fondazione Città della Speranza. Allora, restiamo in ambito di sanità e anche di speranza proprio che si dà ai malati, perché al San Bortolo di Vicenza invece è stato inaugurato un nuovo centro trapianti con la nuova terapia intensiva post-operatoria. Concluso all'ospedale San Bortolo il doppio intervento per migliorare gli standard tecnologici e assistenziali del valore di 2,7 milioni di euro in due ambiti, il nuovo centro trapianti e la nuova terapia intensiva post-operatoria, inaugurati oggi. Un centro trapianti che esegue attualmente 50 trapianti di rene. È un centro trapianti che è stato, come dicevo, ristrutturato secondo gli standard e i requisiti nazionali sia organizzativi che funzionali, è dotato di 4 posti letto di semi-intensiva, è dotato inoltre di una stanza di accoglienza al paziente e di una sala per la terapia. Progetti diversi e complementari, uno che punta a supportare la tradizione nell'ambito trapiantologico. A Vicenza il primo trapianto di rene è stato svolto 36 anni fa e da allora, a dicembre 2023, sono stati effettuati complessivamente 1080 trapianti. Dall'altro lato è stata rinnovata la terapia intensiva post-operatoria per garantire l'assistenza intensiva ai pazienti sottoposti agli interventi maggiori. Nel 2023 la terapia intensiva post-operatoria ha accolto 840 pazienti, dato destinato ad aumentare in futuro grazie alla disponibilità di 3 posti letto in più. Oltre al centro trapianti abbiamo inaugurato anche la nuova tipo, la terapia intensiva post-operatoria, che è dotata di 8 posti letto. L'attuale terapia intensiva ne ha 5 e quella nuova è stata comunque effettuata secondo appunto livelli qualitativi, di standard qualitativi molto elevati, una tecnologia di ultima generazione, è dotata di 8 posti letto ed è anche dotata, questa è una sicuramente novità, di un posto letto dedicato a pazienti immunodepressi e quindi isolato. Lasciamo questa ampia pagina dedicata alla salute, alleggeriamo diciamo, perché oggi è il primo giorno di saldi in Veneto, svendite estive che magari non sono attese con trepidazione come quelle invernali, ma che sicuramente hanno ancora il loro appeal nei clienti. Allora andiamo a Padova per vedere com'è iniziata questo periodo delle svendite.
Grandi compere per l'estate che è iniziata tardi, al via anche a Padova come in tutta Italia i saldi estivi, corsa nei negozi alla ricerca del capo di abbigliamento, delle calzature a prezzo scontato. Secondo le stime del centro studi di Confcommercio, quest'estate ogni famiglia spenderà in media 202 euro per un giro d'affari che supera i 3 miliardi. Padova è in linea con la media nazionale. La stagione finora è partita con lentezza a causa anche del meteo e delle temperature che fino a qualche settimana fa di certo non invogliavano all'acquisto estivo, e la speranza per gli esercenti è che le svendite possano contribuire a dare una spinta al commercio, soprattutto ai negozi più piccoli. Tuttavia, come ogni anno, le associazioni di categoria chiedono una riflessione sulla data di partenza dei saldi che iniziano sempre prima, senza tener conto del loro scopo, ovvero quello di vendite di fine stagione. Nel Padovano, ma sui colli adesso, perché è arrivato il sì dell'UNESCO, i colli euganei entrano nel patrimonio della biosfera e il Veneto diventa la regione più ricca d'Italia di siti UNESCO, con la felicità naturalmente del presidente Zaia, che dice: abbiamo sempre creduto in questo progetto. This is Colli Euganei Biosphere Reserve in Italia. Pouvons-nous approuver cette nouvelle désignation? Il parco Colli Euganei è stato riconosciuto riserva mondiale MAB UNESCO. La decisione, salutata da un lungo applauso, è stata presa all'unanimità dai delegati dei 35 Stati membri del Consiglio intergovernativo in rappresentanza degli oltre 180 Stati parte del programma MAB dell'UNESCO. Il verdetto ad Agadir, in Marocco, dove era presente l'assessore regionale Cristiano Corazzari e il presidente dell'ente Parco Colli Alessandro Frizzarin. The long journey began back in 1971. E il lungo viaggio verso questo riconoscimento, iniziato tanto tempo fa, nel 1971, con la legge che ha istituito il Parco Colli, ha detto Frizzarin emozionato. La rete delle riserve mondiali MAB UNESCO si compone di 748 siti in tutto il mondo, di cui 20 in Italia, luoghi vivi e unici in cui è possibile assicurare uno sviluppo ecocompatibile e un ambiente vivibile tutelandolo dall'urbanizzazione. Il Parco Colli è un territorio fragile, messo a dura prova anche dai cambiamenti climatici. La festa nei 15 comuni padovani, mentre ad Agadir arrivava l'annuncio. Un territorio che ricordiamo ha delle eccellenze enormi, come dicevi, dall'enogastronomia, ricordiamo i vini, ricordiamo il discorso ad esempio delle alte peculiarità, per cui ad esempio l'olio di oliva, per cui i prodotti enogastronomici locali, ricordiamo il discorso delle sensorialità legate alle trattorie, agli agriturismi che sono presenti nel territorio, veramente un percorso di eccellenza. Abbiamo dal punto di vista attrattivo una serie di viabilità, piste ciclabili, dei percorsi che veramente le persone apprezzano e vivono quotidianamente all'interno del nostro territorio. Vi dico solo che dal post-Covid noi praticamente abbiamo triplicato le presenze in questo territorio. La riserva MAB UNESCO dei Colli Euganei è il più grande bacino termale d'Europa, con una superficie di 23 km quadrati. Per i colli si aprono ora nuovi scenari, pronti ad un progetto di promozione e sviluppo del territorio. È un grande riconoscimento per un territorio, un'area, 15 comuni che ci hanno creduto in questo percorso, in questo progetto, per avere un marchio che ha una visibilità a livello universale, a livello internazionale, un marchio di protezione, un marchio di tutela, ma soprattutto un marchio che identifica una comunità, un territorio, anche sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, ma anche un marchio che rappresenterà un volano per il turismo a livello mondiale. Con il risultato di oggi il Veneto arriva a 18 riconoscimenti UNESCO, conquistando il record nazionale. 9 siti patrimonio materiale, da Venezia a Verona, da Vicenza a Padova, dalle Dolomiti a Conegliano e Valdobbiadene. 5 patrimoni immateriali, l'arte delle perle di vetro, il toccatì, la transumanza, muretti a secco e l'opera lirica. E 4 riserve MAB, il Po Grande, il Delta del Po, il Monte Grappa ed ora i Colli Euganei. Dai Colli a Le Rossano patate, il Veneto, basilico. dove un nostro fedele telespettatore, il signor Dino Colletto, 90enne, coltiva un orto da record. Vediamo. Le patate, il basilico, ma soprattutto i pomodori sono le piante preferite dal signor Dino Colletto. Le coltiva da quando aveva 10 anni. Ad aprile ne ha piantate una decina in giardino, varietà cuore di bue, ma con una sorpresa nelle dimensioni e soprattutto nella quantità.
Non so come chili, ma come quantità 300-400 pomodoro, in media 30 ogni pianta. Alcuni pomodori sono tanto grossi da aver bisogno di sostegno. È che ho fatto un impianto forte perché porta il peso, ma se no, se metti là una bacchettina, là sarebbe girato giù tutto. Il nutrimento per le piante è tutto al naturale. Letame, roba, l'umido, invece di pagare l'umido per portarlo, che vengono a caricarlo, portarlo via, io lo sepolco qua e con quello un po' di foglie, fogliame, dei siepi, faccio tutto un mix e con quello chimica, ma no, sono contrario alla chimica. E poi c'è un sistema ingegnoso anche per l'acqua, fondamentale per dare sostanza e gusto ai frutti. L'acqua dalla grondaia della casa ho fatto un impianto, la faccio andare sulla vasca e da là raccolgo l'acqua e quella più buona è sempre la migliore, insomma, di quella del rubinetto, insomma, dell'acquedotto. E anche non costa niente. Anche la varietà a grappolo sta dando frutti abbondanti che saranno maturi entro pochi giorni. La produzione è destinata principalmente alle 2 figlie e per Dino, fedele spettatore dei telegiornali di Media Nord-Est, l'orgoglio è riuscire a fare tutto in autonomia. Roba fatta in casa, insomma, no? Nel senso senza... E anche hanno sapore questi pomodori qua, perché anche quei precoci, là, quei piccolini, là, hanno un sapore non come quelli che compri che sanno solo che è l'acqua. Complimenti al signor Dino. Allora, in chiusura io vi ricordo domani dalle 7 del mattino la diretta da Trieste della visita di Papa Francesco. Eccolo qui, lo vediamo nelle recenti visite a Venezia e Verona. Sarà a Trieste, tutta la mattinata sarà trasmessa in diretta da Antenna 3 fino al suo poi rientro in Vaticano. Quindi non perdetevelo dalle 7 del mattino. Vi ricordo invece, dopo di noi, tra pochissimo, l'appuntamento con Agricultura dalle 14:40, Totò al Giro d'Italia, film che decisamente non ha bisogno di presentazioni. Grazie ancora a Simone Merlo e Marco Gagliazzo in regia. Io vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.